Sono oltre una sessantina le persone finite nella truffa messa in piedi da un'organizzazione che faceva leva sulle condizioni di precarietà e incertezza finanziaria, ad esempio chi aveva perso la casa durante l'alluvione in Romagna. I malviventi proponevano investimenti all'estero grazie ad aperture di società in Romania ad alto rendimento, in realtà fasulle. Arrestato un 69enne di Silea con diversi precedenti per truffa, ma nessuna condanna e titolare di alcune aziende immobiliari. L'uomo, intermediario del gruppo, è stato portato nel carcere di Santabona. I due complici sono professionisti del Ravennate agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dovranno rispondere di truffa e abusivismo finanziario in relazione ad investimenti ad alto rendimento per oltre 100 milioni. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati proventi illeciti per circa 1 milione di euro. Le attività investigative hanno fatto emergere come gli indagati, approfittando della fiducia che molti dei clienti riponevano nei professionisti, sono riusciti ad ottenere fraudolentemente cospicue somme di denaro. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo era richiesto sempre il versamento di una somma iniziale variabile che poteva arrivare fino a circa 40.000 euro, che veniva trasferita in violazione delle norme antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale. Addirittura alcuni clienti sono stati accompagnati in Romania per procedere ad adempimenti formali connessi alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di società romene. Logico a questo punto per i clienti attendere i risultati dei propri investimenti che però tardavano ad arrivare, ingenerando la richiesta della restituzione dei patrimoni investiti, richiesta che veniva sistematicamente posticipata accampando scuse di vario genere, fino a sostenere che il rientro dei denari avrebbe subito ritardi o sarebbe stato ostacolato anche dall'intervento nel frattempo eseguito dagli investigatori.